Nella seconda parte del nostro telegiornale torniamo sulla triste vicenda del neonato abbandonato a Paceco nel Trapanese. A ottobre dello scorso anno i carabinieri hanno arrestato i genitori. Secondo gli investigatori la ragazza, che è minorenne, avrebbe organizzato il gesto insieme al fidanzato. Laura Spanò. Da ieri i genitori del neonato abbandonato nelle campagne di contrada Sciarrotta a Paceco, un giovane di 19 anni e una ragazzina di 16 anni residenti nel centro storico di Trapani, sono agli arresti con l'accusa di abbandono e tentato omicidio in concorso. Ci sono voluti 8 mesi prima di arrivare a dare un volto e un nome ai genitori del neonato ritrovato il 4 ottobre scorso. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della sezione operativa di Trapani e Paceco, coordinati dalle procure presso i tribunali di Trapani e per i minorenni di Palermo. Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda. La ragazza avrebbe organizzato di compiere l'insano gesto insieme al giovane fidanzato, in particolare due, dopo aver nascosto a familiari e amici la gravidanza, avrebbero deciso insieme di liberarsi del neonato. La notte del parto lo avrebbero così abbandonato in un terreno con la piena consapevolezza, secondo quanto ricostruito dai magistrati, di esporre il loro figlio non soltanto ad astratti ed eventuali pericoli conseguenti al suo stato di incapacità di difesa, bensì al rischio di una morte pressoché certa, evitata per fattori del tutto indipendenti dalla loro volontà. A ritrovare il piccolo avvolto in una coperta erano stati i proprietari di un terreno poco distante dal luogo dell'abbandono, attratti dai vagiti del bimbo. Dal quel momento i carabinieri hanno dedicato ogni energia per risalire agli autori dell'abbandono e del tentato omicidio. Un'indagine scrupolosa, sono state visionate ore di immagini della videosorveglianza, ascoltati i residenti della zona, i proprietari dei veicoli transitati nell'area, svolti accertamenti presso ospedali, pronto soccorso, consultori provinciali, medici di base, guardie mediche e presso gli istituti scolastici della provincia per acquisire ogni possibile elemento utile alle indagini. Il lavoro degli inquirenti ha consentito di stringere il cerchio attorno ai due presunti genitori, in particolare su una minore che già da diversi giorni non frequentava le lezioni, e di raccogliere gravi elementi indiziari a carico proprio della giovane. La conferma si è avuta dall'esame del DNA svolto dai carabinieri del RIS di Messina, che ha dato esito positivo. Quello estratto dalla placenta e quello acquisito dai campioni biologici della giovane erano perfettamente sovrapponibili, con una probabilità che i carabinieri del RIS definiscono di 1 milione di miliardi rispetto all'opzione contraria. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 47 kg di hashish occultato in un autocarro sottoposto a controllo. Durante appunto il controllo di routine effettuato da una pattuglia, i militari, durante l'identificazione del conducente del mezzo, hanno notato nell'uomo un atteggiamento di nervosismo sospetto, da cui la decisione di effettuare un'attività di ispezione del mezzo, dove occultati nei longheroni, come vedete dalle immagini, nell'autocarro si trovavano 45 involucri del peso di 1 chilogrammo l'uno, avvolti da nastro di imballaggio e riportanti la scritta Limone 2021, e altri 5 involucri di differenti dimensioni del peso complessivo di 2 kg, per un totale, appunto, come detto in apertura, di 47 kg di sostanza stupefacente. Se immessa sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 500.000 euro. Il Corriere, di nazionalità italiana, è stato posto ai domiciliari. C'è un'altra pausa e poi ci occupiamo della situazione del Messina Calcio. Tornati in studio, il presidente del Messina Pietro Sciotto frena per quanto riguarda la cessione del club, che sembrava avviato verso la conclusione. Sentiamo i motivi nel servizio di Sergio Colosi. Si complica la cessione della CR Messina. Il presidente Pietro Sciotto spiega in un comunicato stampa che al momento non è pervenuta alcuna offerta reale per l'acquisto delle quote societarie, smentendo la notizia di una proposta da 3 milioni di euro formalizzata e rifiutata dalla proprietà. Dall'altra parte l'imprenditore torinese con origini palermitane Fabrizio Mannino avrebbe ricevuto però una lettera dallo stesso Sciotto, in cui quest'ultimo spiega che il valore attribuito alla società non è conforme alla sua valutazione, ma confida in una trattativa seria che porterà certamente risultati ottimali per entrambi. In sintesi, la risposta di Sciotto a Mannino è no, ma riparliamone.
La differenza tra domanda e offerta potrebbe essere di circa 1 milione di euro, ma non solo. Sciotto ha anche chiesto di inserire nella trattativa il patto di assoluta riservatezza, sottoscritto dalle parti, e di non trattare la questione degli stadi, per i quali Mannino ha chiesto una concessione trentennale, perché fuori dal controllo della CR Messina, in quanto gli impianti Celeste Francoscoglio e il Palasport nella zona di San Filippo sono di proprietà del comune. A questo punto la cessione del club è sempre più in salita e il 7° campionato di Sciotto nel Messina ha un'ipotesi tanto possibile quanto carica di incertezze. Potrebbe essere uscito di scena l'imprenditore romano Manuele Ilari, che a Sciotto avrebbe proposto la formula di un pagamento a rate. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A voi grazie per l'attenzione. Vi lascio insieme a Michele Cucuzza, Angelo Gagliano per l'appuntamento consueto con Buongiorno Sicilia. Vi ricordo anche che il nostro telegiornale tornerà alle ore 14.